benvenuti alla Stella Azzurra. Questa è la settima giornata di Serie A. Di fronte il big match della giornata, Roma Calcio 8, Checco dello Scapicollo. Impostazione della Roma con lancio lunghissimo a cercare Bugri, la sponda, arriva Seferi col sinistro e la Roma è subito in vantaggio 1-0 della squadra in maglia bianca. Grande assist di testa di Bugri da centravanti vero e poi Seferi scarica in porta. De Santis avanza palla al piede, prova il destro da lontanissimo, Belardinelli non si fa sorprendere. Azione del Checco dello Scapicollo sulla sinistra, c'è Marramao che vince un rimpallo, riesce a servire Nardecchia che va al destro alto. Checco dello Scapicollo che ci prova da calcio d'angolo, Marramao, l'assist per Brunetti che prova col sinistro, fuori. Checco da corner con Bruni, l'assist dentro, c'è Marramao al volo col piattone sotto l'incrocio dei pali, il pareggio del Checco dello Scapicollo firmato dal numero 9, siamo 1-1. Calcio d'angolo per la Roma, sinistro a rientrare, c'è Bugri che prova di testa, la carambola e il salvataggio sulla linea di Buzzi, azione che riparte per il Checco dello Scapicollo, in contropiede sulla sinistra, va velocissimo Cichella, sfida un avversario, lo salta Cichella, tenta l'assist per il colpo di testa, il miracolo di Belardinelli, che partita! Roma che ora ci prova partendo dalla sinistra, c'è il lancio lungo come al solito a scavalcare, a cercare Bucri che sbaglia il controllo, poi però riesce a servire Guadagno col sinistro all'incrocio dei pali, il nuovo vantaggio della Roma 2-1, il Checco dello Scapicollo è di nuovo sotto, la Roma è in vantaggio. Sta per partire Sestili, il numero 10 andrà col destro, prova di potenza, Delfino blocca in due tempi a terra. Checco dello Scapicollo che deve reagire col tiro di Cichella, la pavera di Belardinelli che la recupera miracolosamente sulla linea. Palla in area di rigore, c'è l'intervento a gamba tesa, fischia il direttore di gara, è rimasto a terra un giocatore della Roma. Azione però stranamente riprende da centrocampo con Cichella in possesso di palla, prova Cichella, una rete fantastica, il pareggio del Checco dello Scapicollo di Cichella col numero 4. Che gol dalla distanza! Attenzione al direttore di gara che qui va a annullare il gol del Checco dello Scapicollo e fischia alla fine della gara, clamoroso epilogo del big match tra Roma e Checco dello Scapicollo.